Allora, signori, buongiorno. Il programma oggi è denso, quindi ho invitato subito i relatori a contenersi, che siano qua o che siano in prima fila, a contenersi entro i 30 minuti al massimo, altrimenti poi, insomma, la curva dell'attenzione necessariamente si flette. Allora, noi, comunicazione che poi ripeterò, lì nella sala del giardino a disposizione il caffè per chi volesse in qualsiasi momento prendersi qualche attimo di pausa. I relatori con i loro eventuali ospiti sono invitati poi alla colazione di lavoro che si terrà qui nella sala del biliardo al termine della sessione mattutina, la quale sessione avrà un intervallo, un break rapido dopo i primi tre relatori per poter prendere fiato noi tutti. E allora non perdo altro tempo, invito subito Luca Lobasso dell'Università di Genova, che ha già delle pubblicazioni di alto livello sulle navi, sulla flotta veneziana, Uomini da Remo, non so se ben ricordo il titolo, Sì. il quale ci parlerà. Ieri abbiamo parlato così in generale, universali, di quelle che sono le grandi linee della storia di Morosini e del confronto tra Venezia e gli ottomani. Oggi entreremo invece in temi più specifici e quindi lui per primo parlerà della flotta da guerra, che ieri è stato un po' il cofon prosopon, cioè il protagonista ma assente. Nessuno è entrato nel merito. Oggi entriamo e esaminiamo quello che è stata, quello che era la struttura, la consistenza della flotta veneziana militare. Prego. Grazie mille, ringrazio naturalmente gli organizzatori, ringrazio il professor Giuseppe Gullino, ringrazio anche Gerardo Ortalli che non vedo. È a Bologna, È a Bologna. per Lo ringrazio quindi in via indiretta, ma l'ho già ringraziato ieri appunto per avermi invitato a questo convegno, per avermi dato l'occasione di rimettere mano a degli appunti un po' ormai antichi per me, perché risalgono a qualche decennio fa e al mio lavoro di dottorato svolto qui a Venezia, e ricordo proprio Ortalli, che era il coordinatore del dottorato all'epoca e che fu per me un punto di riferimento fondamentale negli anni di ricerca, per essere una persona squisita, elegante e sempre molto affettuosa, anche con un foresto come me che arrivava da lontano e che arrivava addirittura dall'altra Repubblica tradizionale marinara, come viene chiamata. Ma non è di questo che naturalmente vi voglio parlare, ma è della flotta di Venezia, è della flotta da guerra di Venezia, in particolar modo in riferimento agli anni di Francesco Morosini. Il personaggio naturalmente merita una grande attenzione, meriterebbe una biografia scientifica come si deve, perché come già abbiamo sentito ieri nelle relazioni, a partire da quella di Giuseppe Gullino, è un personaggio a tutto tondo, multiforme, specchio di un'epoca, grande militare, grande gestore, grande organizzatore. Vi anticipo già, non un grandissimo marinaio, se messo a rapporto con altri comandanti della flotta veneziana dell'epoca, penso a un Lazzaro Mocenigo per esempio. Questo è un mio modesto parere naturalmente, però sicuramente Francesco Morosini aveva delle qualità invece straordinarie, ma poi ci tornerò dal punto di vista proprio dell'organizzazione, nella gestione dell'organico, nella gestione degli uomini. Le sue anche unità che ha comandato, le sue unità da guerra che ha comandato, le galee, le galeazze, eccetera, erano sempre in perfetto ordine, nel senso che aveva sempre il numero di uomini adeguato, aveva sempre l'abbigliamento degli uomini della ciurma perfettamente in ordine, aveva quasi sempre i rifornimenti perfetti, insomma emerge chiaramente dalle carte che ci troviamo davanti a un personaggio particolarmente organizzato nel gestire la guerra. Ed è un grande militare, posso dire, chiaramente con tutte le storture anche di quando si fa la guerra, però era un grande militare, più forse di terra che di mare, ma ci tornerò nel corso della relazione e si capirà un po' meglio perché l'opinione mia e anche di altri storici naturalmente va in questa direzione. Ma prima di arrivare anche a parlare un pochettino di Francesco Morosini, anche se di striscio, perché naturalmente
il mio intervento è più schiacciato sulla flotta in generale, vi devo dare alcune coordinate per capire meglio com'era organizzata la flotta veneziana all'epoca di Morosini. All'epoca appunto di Francesco Morosini, quindi tra la metà del 600 e la seconda metà del 600, la flotta di Venezia ormai aveva raggiunto la sua piena maturità, anche se poi è chiaro che nel corso dei secoli successivi, in particolare del Settecento, ci furono grandi sviluppi anche in assenza di guerra dal punto di vista tecnologico della flotta, e all'epoca però di Morosini la flotta era organizzata attorno in particolare alla tradizionale armata sottile, e cioè alla flotta composta dalle unità a remi, le galee in particolare, e naturalmente le galeazze. Ma proprio nel periodo morosiniano la flotta subì notevolissime trasformazioni, cioè noi sappiamo che a fianco dell'armata cosiddetta sottile fu utilizzata in guerra prima sotto forma di noleggi e poi con un piano straordinario di armamenti, con la costruzione in arsenale e a Venezia dei vascelli d'alto bordo, una grande trasformazione, cioè a fianco all'armata sottile fu messa in mare operativa anche la cosiddetta armata grossa. Anche qui vi anticipo già, Morosini era un fanatico, possiamo dire, se mi concedete il termine, dell'armata sottile. Era molto legato molto di più all'armata sottile che non all'armata grossa, e anche dal punto di vista operativo vedremo sia nella guerra di Candia che nella guerra di Morea la sua preferenza andò sempre verso l'utilizzo dell'armata sottile, e questo fece sì che anche il modo di fare la guerra di Venezia cambiasse in pratica se sul campo c'era Morosini o non c'era Morosini, ma lo rivedremo tra pochi minuti. Tornando all'armata sottile, l'armata sottile si componeva di due parti, diciamo così. Una parte cosiddetta ordinaria, chiamiamola così, o permanente, quindi una serie di unità a remi che sono messe in mare in forma permanente, e poi una parte, chiamiamola straordinaria, cioè degli armi che vengono fatti sostanzialmente in caso di guerra. L'armata ordinaria e permanente, quindi quella fissa, diciamo così, che Venezia ha in dotazione, si suddivide, come ricorderete, su 5 squadre, 5 flottiglie, possiamo chiamarle così, con ognuna delle quali ha un comandante superiore, un capo damar. Vi elenco rapidamente il nome di queste flottiglie che fanno capo ai capi damar, una che ha base a Corfù. Le basi non sono fisse, sono abbastanza mobili a seconda delle epoche, a seconda delle esigenze. Comunque è il capo damar è il provveditore d'armata, e solitamente questa squadra ha una dozzina di galee. Poi abbiamo un capitano del Golfo che ha la sua base a Zara più o meno, anche in questo caso, ripeto, prendetela con beneficio di inventario, non ci sono delle leggi, come dire, che prevedono delle basi obbligatorie, e che ha a sua disposizione 6-7 unità. Poi c'è il governatore dei condannati che opera appunto sempre nell'Alto Adriatico tra Zara e l'Istria in particolare, e che ha 4 unità, e poi esisteva fino naturalmente alla perdita di Candia la squadra della Guardia di Candia con 4 galee, e poi ancora l'ultima, la quinta, la squadra, sono 2 galee di solito, qualche volta qualcuna di più, ma in genere 2, la squadra del capitano della Guardia contro Uscocchi, che poi diventa dopo il capitano della Guardia delle Isole del Quarnaro e delle Rive d'Istria. In totale più o meno 29-30 galee. Questa è la squadra permanente, che come avete capito opera prevalentemente in Adriatico, più chiaramente la squadra della Guardia di Candia, al fine di controllare il Golfo di Venezia, di mantenere diciamo in ordine la pulizia, i compiti di polizia nel Golfo di Venezia. La suddivisione che vi ho proposto non è chiaramente rigida dal punto di vista operativo, come avete capito. C'è una suddivisione anche di tipo geografico, ma in realtà
le squadre si muovono a seconda delle esigenze di quel momento della politica veneziana. In caso di guerra, come si è detto già ieri, tutte le squadre vanno sotto il comando di un capitano generale da mar. Più avanti poi ci sarà anche un provveditore generale da mar che sostituisce il capitano generale da mar durante i periodi di pace. Al di sotto diciamo dei capi da mar ci sono naturalmente i capitani delle singole unità, che sono i sopracomiti, come è stato detto ieri, i cui compiti sono naturalmente di comando, ma hanno, come è noto, anche un intreccio molto forte con la gestione stessa delle galee. Cioè il sopracomito veneziano non è un comandante come dire, neutro, come noi possiamo immaginare, cioè che comanda la galea e non si occupa degli affari che riguardano la galea, ma in realtà il sopracomito ha un interesse molto forte nella gestione economico-finanziaria della galea stessa. Questo è un punto molto importante che non ho tempo di svilupparlo fino in fondo, ma naturalmente è abbastanza noto, perché spiega anche come mai il patriziato veneziano nel corso del Seicento, o meglio una parte del patriziato veneziano, tra cui anche Morosini, è particolarmente attaccato anche all'armata sottile, per una questione di tradizioni, di onore, di carriera, ma anche perché c'è un forte intreccio con la gestione e quindi anche con, scusate faccio un po' il genovese, con il maneggio dei soldi. Ma in realtà faccio il genovese, ma a Venezia le cose erano analoghe a quelle dell'altra città che si affaccia sul mare. Tanto per darvi alcuni numeri, alla fine della guerra di Candia la squadra permanente era composta da 25 galee, all'inizio della guerra di Morea erano 31, quindi vedete che il numero oscilla tra questi numeri. Durante però le guerre, va detto, la flotta permanente veniva integrata da una parte straordinaria, cioè venivano armate galee dalla terraferma, da Venezia, dal Dogado, dalla Dalmazia, dalle isole, sotto forma di armi straordinari. E anche in quel caso spesso c'era un legame anche con alcuni comandanti che venivano nominati localmente, quindi ci sono per esempio comandanti di terraferma che vanno a comandare le galee. E però queste galee straordinarie appunto sono straordinarie e hanno anche un comandante che ha un nome diverso rispetto al solito, cioè il comandante di queste galee non si chiama sopracomito ma si chiama governatore, e il governatore delle galee straordinarie non ha mano al portafoglio, come dire, soprattutto non ha la gestione diretta di un pezzo della ciurma, perché, ora scendo un pochettino più nel dettaglio, al tempo di Morosini per chi comandava una galea sottile c'era l'obbligo di possedere la ciurma dei galeotti liberi. Cioè queste ciurme libere venivano vendute dall'uno all'altro sopracomito secondo un meccanismo abbastanza complesso di un anticipo che veniva dato dallo Stato sostanzialmente, che poi veniva restituito, che serviva per comprare la ciurma, in parte serviva per comprare la ciurma, ma la ciurma veniva anche comprata con un meccanismo di indebitamento molto interessante, con un contratto di livello che veniva stipulato davanti a un notaio, che prevedeva un'ipoteca sui beni del sopracomito, e questo quindi condizionava, in caso di mancati pagamenti, anche una ridistribuzione delle risorse, perché ipotecavano chiaramente case, botteghe, palazzi e quant'altro, pezzi di palazzi e quant'altro, e poi il sopracomito sostanzialmente restituiva l'anticipo che gli veniva dato. Io avevo scritto all'epoca con una formula contemporanea, cioè a tasso zero, cioè senza interessi, però questo prevedeva che il sopracomito per la durata del suo mandato lavorava senza stipendio sostanzialmente. In realtà non era così vero, poi c'era un'altra quota di salario, chiamiamolo così, e poi, come detto, il sopracomito gestiva tutti gli affari della galea.
E questo gestire vuol dire anche con ovviamente la possibilità di lucrare su alcune cosucce del tipo, se io mi metto d'accordo con alcuni, qui le carte parlano chiaro, in Archivio di Stato ci sono montagne di documenti su queste questioni, perché poi spesso i sopracomiti passavano la linea di confine tra il legale e l'illegale. Per esempio, mettersi d'accordo con i fornitori in Dalmazia per la fornitura, scusate l'impiccio di parole, di vino. Bastava mettersi d'accordo sul prezzo e fare in modo che ci fosse una differenza che poi il sopracomito si intascava. Oppure un altro giochino che piaceva molto durante le guerre, però, era quello di una volta acquisiti degli schiavi per conto della Repubblica, quindi catturati dai turchi, come dicono loro, e messi a remo a vogare le galee, era per esempio dichiararli morti e poi venivano rivenduti a Zara o nei porti della Dalmazia, e questi entravano nel circuito del mercato degli schiavi con i territori italiani. Spesso venivano trasportati in Puglia o nella sponda adriatica dall'altra parte e rivenduti al mercato degli schiavi nelle grandi città italiane. Attorno alla questione dell'armata sottile, naturalmente potrei andare anche un po' più a lungo su questo, ma non ho tanto tempo, quindi devo velocemente andare avanti. L'armata sottile poi si completava con la squadra, le 2 galeazze che in caso di guerra venivano integrate da altre 4 galeazze fino ad averne 6 in mare. E sapete che le galeazze erano, come è stato detto ieri, anche particolarmente apprezzate da Francesco Morosini. In realtà le galeazze nel corso del XVII secolo costituiscono un problema strategico tattico per la Repubblica di Venezia. Sapete che c'è un legame viscerale di Venezia con le galeazze perché erano state il successo di Lepanto e quindi erano, come dire, un monumento alla vittoria di Lepanto, ma le galeazze poi nel XVII secolo palesano delle difficoltà di utilizzo operativo in mare, soprattutto quando arriverà l'Armata Grossa. In totale, sostanzialmente, all'epoca di Morosini, i rematori ciurme in servizio erano circa più o meno attorno a poco più di 6.000 uomini. Vi posso dare anche qui dei dati: nel 1665 sono 6.655 rematori, di cui 2.155 condannati, 3.094 liberi e 1.406 turchi, come li chiamano i veneziani. Su questa faccenda, se ho tempo, vorrei aggiungervi alcuni particolari, perché proprio Morosini è l'unico comandante veneziano che quando si trova in Levante non usa il termine turco, ma usa il termine che si usa in tutte le marinerie ponentine, cioè schiavo, mentre a Venezia si usa rigidamente il termine turco. Questo è molto interessante sul piano anche della comunicazione politica, perché turco è ottomano e quindi prigioniero di guerra. Schiavo è la stessa cosa, ma in realtà ha una connotazione un pochettino diversa, come ben sanno i ponentini, cioè quelli delle mie parti, che utilizzano invece a piene mani questo termine, che non hanno problemi di rapporti politici in qualche modo con l'impero ottomano. Vado rapidamente avanti. Vi ho detto delle galee straordinarie e però a fianco all'armata sottile progressivamente Venezia, chiaramente come tutte le altre flotte del Mediterraneo, comincia a utilizzare anche le navi cosiddette tonde, cioè i vascelli, diciamo così, a partire dai galeoni, e in particolare la prima grande avventura attorno alla creazione di un nucleo di armata grossa è la crisi con il duca d'Ossuna, quindi siamo negli anni 20 del 600, e poi questo primo nucleo viene in maniera preponderante ampliata e migliorata nel corso della guerra di Candia, dove viene creata un'armata grossa che però è in sostanza un'armata grossa fatta da noleggi di mercantili armati che vengono da fuori Venezia, che però saranno grandi protagonisti della guerra di Candia. Ve lo anticipo già. L'armata grossa darà dei risultati eccezionali sul piano tattico-strategico nella guerra di Candia e poi anche in quella di Morea, ma adesso tra poco entreremo nel dettaglio, perché su questo rimando per esempio agli studi sulla creazione dell'armata grossa, anche un poderoso volumone
pubblicato dall'Istituto qualche anno fa, come è noto, di Guido Candiani, I vascelli della Serenissima, che credo tutti conoscano proprio anche per la mole del numero di pagine, no? La flotta, dicevo, quello che mi pare interessante, che vorrei proporvi ancora in questo scampolo di tempo che ho a disposizione, è che all'epoca di Morosini si palesano alcune difficoltà che sono quelle poi vere, concrete a livello operativo, non tanto sul fatto, come spesso gli storici ci hanno segnalato, se sia meglio usare le galee o meglio usare i vascelli, o meglio, se le galee siano il segno del vecchio e il vascello sia il segno del nuovo. In realtà il punto non è questo, dipende dal momento e dipende anche dallo scenario operativo. Il Mediterraneo, come è noto, è un mare particolare, che ha spazi ristretti, che ha salti di vento, che ha periodi di bonaccia, e quindi questo spiega perché le galee o comunque le unità a remi sono rimaste operative per tutta l'età moderna, sostanzialmente, mentre le squadre di vascelli sono state utilizzate in determinati e particolari scenari. Quindi non è tanto guardare all'evoluzione galea-vascello come una specie di evoluzione prevista e obbligatoria, e che quindi se uno Stato utilizza le galee è in ritardo tecnologico rispetto agli altri, come qualche volta è stato detto, ma semmai a livello operativo il problema grosso è come integrare l'armata grossa, diciamola la veneziana, che visto che siamo a Venezia, con l'armata sottile, cioè come riusciamo ad utilizzarle in mare assieme. E questo è il problema dei problemi, ed è questo anche uno dei problemi diciamo che si incastra con le vicende personali e politiche e militari di Francesco Morosini. L'azione combinata delle due flotte è un qualche cosa, abbiamo detto, di complicato. Di complicato, e già all'inizio della guerra di Candia, proprio nei primi anni, si palesano le prime difficoltà. Nello specifico, sia nel maggio del 1646, nelle operazioni attorno ai Dardanelli, sia ancora nell'agosto del 1647, siamo nelle acque di Chio, gli scontri navali, sia da parte veneziana che da parte turca, ottomana per essere più corretti, fatti attraverso l'uso dei vascelli, hanno delle difficoltà, come dire, nuove, pongono delle difficoltà nuove, perché proprio a causa dell'assenza di vento i vascelli di ambo le flotte non riescono a manovrare sufficientemente, e in quel caso l'assenza delle galee non ha permesso a nessuna delle due flotte di come dire, impattare in maniera decisiva nello scontro navale. Quindi vedete che già capiamo i problemi operativi. In questo caso l'assenza delle galee è stato un fatto negativo. In realtà poi vedremo come in altre occasioni sarà l'esatto opposto. Il problema della gestione congiunta, in quel caso si era scelto di non usare le galee e di usare solo i vascelli, e il risultato era stato quello. In altri casi è successo nel corso della guerra di Candia che invece le due squadre fossero utilizzate in maniera diversificata. In particolare sapete che i grandi successi navali della guerra sono dovuti all'Armata Grossa, comandata in particolare da Lazzaro Mocenigo, che invece, potrei dire in termini poco eleganti e accademici, ci acchiappa molto, cioè uno che, perdonatemi, concedetemi questa parola gergale, è uno che effettivamente ha capito in maniera rapida lo spirito di utilizzo dei vascelli. Ed è un marinaio davvero straordinario, visto dal punto di vista tecnico, ed è un po' anche l'alter ego per un certo periodo del nostro Francesco Morosini. Quando però nel 57, perché poi sapete che Lazzaro Mocenigo fa una brutta fine e quindi lascia spazio politico, anche a Francesco Morosini, il quale è fortunato, è stato detto ieri, perché insomma l'altro è un personaggio ingombrante. E poi stava continuando a vincere grazie ai vascelli, aveva dei grandi risultati, anche se non efficaci dal punto di vista della guerra, della riconquista di Creta, insomma del mantenimento di Creta, ma dal punto di vista navale sì.
le aveva vinte tutte, diciamo così. Quando viene eletto capitano generale da Mar, all'arrivo di Morosini, cambia completamente la strategia. Cioè si decide di abbandonare la strategia del blocco dei Dardanelli e dell'uso preventivo della flotta dei vascelli per tornare invece a una guerra di tipo anfibio, utilizzando in particolare, quindi danneggiando gli avversari con sbarchi, attacchi, razzie, che è quello che piace tanto a Francesco Morosini. Morosini è come dire, un teorico di questo tipo di guerra. Poi avete sentito ieri dalla bellissima relazione di Giuseppe Gullino che ci ha fatto vedere quanto possa essere importante poi scrivere un domani qualcuno una biografia scientifica, anche questa voluminosa, di Francesco Morosini. La resa di Candia e il periodo di sfortuna del nostro Morosini lo fanno mettere da parte dal punto di vista della carriera navale, però poi, come è noto, tornerà alla ribalta con la guerra di Morea. Nel frattempo, però, come è noto, e come ci ha spiegato appunto, vi dicevo, Candiani, negli anni 70 un programma nuovo di armamento dei vascelli aveva portato alla costituzione vera e propria, finalmente, di un'armata grossa veneziana. Quella della guerra di Morea sarà la nuova, proprio nuovissima armata grossa veneziana, con i nuovi vascelli costruiti in arsenale, in parte in arsenale poi completati fuori, integrati ancora da alcuni mercantili armati provenienti da fuori sede. In particolare mi piace ricordare, su questo ho anche scritto qualche pagina, alcuni vascelli che arrivano da Genova. Questo è interessante anche perché sapete che formalmente le due repubbliche non si parlano tanto, in realtà non è vero, si parlano tantissimo, perché la guerra di Morea farà vedere quanto Genova è importante per la fornitura di alcune navi e di uomini, di marinai, ma anche e soprattutto per la fornitura di investimenti finanziari. I genovesi si comprano un po' di debito, un po' tanto debito pubblico veneziano, vabbè, ma questo è un altro argomento di cui forse parla Pezzolo oggi, ma non voglio anticipare i tempi. Ancora due cose, se mi è concesso il tempo, perché non sto guardando il cronometro. 5 minuti, perfetto, grazie Presidente. Allora 5 minuti ancora per dire due cose, per dire che ovviamente nella guerra di Morea nuovamente si pone il problema di come utilizzare le due componenti, e anche in questo caso la presenza o meno di Francesco Morosini cambia la strategia. Allora, quando c'è Morosini si fa una guerra, come avete sentito ieri, di anfibi, appunto, di assalti a terra, di bombardamenti. Morosini usa le galee in tutti i modi, come mezzi da sbarco, come mezzi per bombardare, assieme alle palandre, per bombardare le fortezze a terra, per beccare anche il Partenone di Atene, abbiamo detto. Peraltro il dispaccio, vado a memoria, è roba che ho visto più di 20 anni fa, con grande soddisfazione di Morosini, quando sa che ha beccato. Io mi ricordo bene le sue parole, contento, non è tanto infelice di aver fatto saltare in aria anche il Partenone. Se non ricordo male, ma magari qualcuno qui dentro ha lavorato su queste fonti più di recente. Quindi finché c'è Morosini si va in un senso, quando Morosini non c'è, torna a Venezia, come abbiamo detto, e poi dopo, quando torna da Doge, con una galea sfarzosissima, peraltro la Generalizia è una galea enorme che non si era mai vista, non ho mai capito bene le dimensioni perché non ho trovato i dati, con 408 rematori, tutti vestiti di color porpora, come li vuole Morosini. Poi la galea viene lasciata, questa galea che non ha nulla a che vedere con l'operatività, viene lasciata subito in Dalmazia. La fermano lì perché non serve a niente, però l'uscita da Venezia è trionfale, no? Al Lido, con tutta la cerimonia, è straordinaria. D'altra parte stava andando, sono tutti vestiti di porpora, stava andando in Egeo, stava andando in Grecia, verso il mondo bizantino. Quindi finché c'è Morosini si utilizza una tattica, quando Morosini non ci sarà più, per esempio negli anni dopo la sua morte, come sappiamo, invece ritorna protagonista l'Armata Grossa, con Zen in prima battuta e poi con gli altri capitani generali da Mar, e sapete, con una serie di battaglie navali, ce ne sono 9 tra il 1695 e il 1698, è il numero più elevato di battaglie navali in linea di fila esistenti nel 600. Cioè non dobbiamo guardare l'Olanda, l'Inghilterra, ma dobbiamo guardare Venezia
e gli ottomani. Ultima parola, in fondo, vi avevo promesso 2 cose su Morosini e in parte ve le ho anticipate, in parte vado a terminare con questo. Dai suoi dispacci, per quello che ho potuto vedere all'epoca, io lavoravo sulla gestione dei galeotti, sul problema del reclutamento e quindi però Morosini è fondamentale perché vi ho detto dalle sue carte appare come un grandissimo organizzatore, sempre preciso coi numeri, se mancano dei galeotti è sempre il primo a segnalarlo e a procurarseli, grande militare, sa gestire bene la consulta di guerra, mi ricordo, ma anche ieri si è capito bene che riesce a barcamenarsi, cioè lui ha delle idee, il comandante di terra ne ha altre, però riesce a gestire molto bene i vari personaggi, usa bene e fa trionfare in maniera clamorosa alla fine le galee, l'armata sottile, perché anche nella guerra di Morea alla fine chi avrà più risultati non è l'armata grossa ma è quella sottile, questo di nuovo è dovuto alla furbizia di Morosini ed è poi un particolare appunto organizzatore anche in tanti affari, per esempio, e con questo chiudo, è molto preciso nel utilizzare, appunto, vi dicevo, gli schiavi, come li chiama lui. Cioè, durante la guerra si fanno prigionieri di guerra, ci sono diversi attacchi a località terrestri nella Morea, appunto, e in genere Morosini è un abile gestore delle persone catturate. Vi cito solo dal PTM di spacci del provveditore della Terra da Mare 1120, che credo in molti qui conoscano perché vanno in archivio di Stato, qui ne vedo alcuni al mio fianco, del 19 marzo 1688 da Porto Lion, come avete sentito, dal Pireo. A un certo punto Morosini dice che a Mistra sono stati catturati 2440 turchi, uomini, donne e bambini, e lui gestisce questi 2440 persone. Immediatamente gli uomini tra i 16 e i 50 anni vengono distribuiti, come dice lui, tra gemiti e pianti delle mogli e dei bambini a bordo delle galee veneziane. Lui scrive: 788 furono i turchi fatti entrare di subito nelle galere. E poi ancora, da grande organizzatore, intanto ripartiti i turchi da Remo in 18 galee a 10 per una, ancorché fossero tutte assai più del suo prefisso numero ciurmate, o li rimanenti divise fra le galiazze, che vengono ad avere così 336 rimiganti per una. Vi ho citato questa frase per farvi capire il tenore di moltissimi dei suoi dispacci, precisissimo nel muovere le pedine e le persone, grande organizzatore. Poi dice che c'è il problema di sistemare anche le donne, i bambini e gli anziani, e lui scrive che è un affare assai fastidioso. In realtà non è proprio così assai fastidioso, un po' sì, in effetti, perché poi in quel periodo gli avvenimenti bellici sono molto rapidi, però in realtà lui qui dà degli ordini, non ve lo posso dire perché ho finito il mio tempo, per rivendersi le donne, in parte le tiene per scambiarle con i prigionieri veneziani e in parte in realtà vengono vendute per alimentare quel circuito, vi ho detto, di mercato degli schiavi, di cui poi anche altri grandi comandanti militari dell'epoca erano protagonisti. Mi viene in mente un Dolfin, quello col braccetto Monco, che era un grandissimo teorico della vendita degli schiavi, in particolare in Dalmazia, cioè aveva tutto un suo traffico, in particolare di schiave e donne, che era ovviamente un gusto di molti comandanti dell'epoca. Quindi, in conclusione, abbiamo visto un Morosini protagonista di un'epoca dal punto di vista navale, con delle idee particolari sul modo del fare la guerra in mare nel Mediterraneo, che hanno dato dei risultati, ma che ovviamente non sono, come dire, perfettamente in linea, se volete, con le novità dettate dall'utilizzo dell'armata grossa e delle navi, dei vascelli, che combattevano invece ormai in linea di fila, secondo una tattica, una strategia completamente diversi. Io con questo vi ringrazio il Presidente per avermi anche lasciato forse qualche minuto in più, e ancora grazie a tutti. Beh, insomma, che un ligure faccia l'elogio di Venezia credo che sia il top. Dopo tanti ci siamo dati tanti bacchet per secoli, no? Come dite voi. Va bene, allora adesso sentiamo l'avvocato del diavolo.
se ben ho capito, cioè Davide Villa, che parla del processo che fu fatto a Morosini dopo la cessione di Candia. Prego. Sì, allora, le cose da dire sono molte, quindi cercherò di essere il più conciso e chiaro possibile. Cercherò di proiettare anche qualche slide, così riuscite a non addormentarvi. Ecco, allora, innanzitutto buongiorno e bentrovati a tutti. Come già detto, le cose da dire sono tante, sono ragionamenti anche relativamente complessi dal punto di vista politico e dal punto di vista concettuale, quindi cercherò di essere abbastanza conciso. Allora, innanzitutto volevo fare un appunto sul titolo che ho dato a questo intervento, che è Francesco Morosini da eroe a reo col punto di domanda. Di questa frase la cosa che mi preme maggiormente è appunto il punto di domanda finale, perché diciamo che come studioso di storia mi sono sempre sentito affine per esempio a un paleontologo che riesce magari anche dopo migliaia di anni a studiare i resti fossili di un organismo, riesce a ottenere delle informazioni precise sulla grandezza dell'organismo, le sue caratteristiche, magari anche i suoi colori, i suoi modi di vivere, ma ovviamente non potrà mai avere un quadro chiaro e definito di quello che era la prospettiva concreta dell'essere dell'organismo vivente. Essenzialmente quindi anche noi storici siamo un po' costretti, nonostante magari l'abbondanza di testimonianze di fonti storiche, a ricostruire in modo comunque a volte ipotetico ciò che ci troviamo davanti. Pensiamo per esempio allo studio di un avvenimento storico, se no addirittura di un personaggio che si può studiare e affrontare tutta una vita, però nonostante questo sarebbe praticamente impossibile riuscire ad avere un quadro completo e chiaro anche dopo molti anni di studio riguardo appunto questi avvenimenti o questi personaggi. A circa 3 secoli dalla vita del Morosini, ovviamente le fonti storiche ci testimoniano come egli fosse un personaggio molto complesso, molto sfaccettato, molto eterogeneo, sicuramente con molte luci, ma anche, devo dire, con alcune ombre. In particolare, l'intervento di oggi si va a concentrare su un aspetto politico che è relativamente noto, però forse magari chi si concentra più sull'aspetto militare lo conosce relativamente meno, ossia il processo che lo vide come principale accusato e protagonista al suo rientro da Candia dopo il 1669, ad opera del poco noto Patrizio Antonio Correra. Diciamo quindi che essenzialmente sia il lavoro da cui è tratto sia l'intervento di oggi tenderebbe a restare più nel campo delle ipotesi, dell'interpretazione più di quello che non quello delle affermazioni. Ovviamente sarà poi ai vari interlocutori, ai vari studiosi decidere se i fatti che vengono comunque elencati possono essere stati improbabili, possibili o addirittura probabili. Come essenzialmente tiene tanto a precisare un mio vecchio caro professore, noi per quanto riguarda l'approccio a determinati avvenimenti storici o personaggi dovremo ogni tanto cercare di cambiare, come dice lui, gli occhiali da vista. Cosa significa? Significa fare una sorta di cambio di paradigma di interpretazione secondo il quale, cambiando proprio questi occhiali, l'elemento trattato non viene stravolto nella sua natura, ma viene possibile ottenere delle prospettive diverse che possono gettare nuova luce su aspetti magari meno conosciuti della faccenda. Allora, in particolar modo, appunto, volevo trattare di questo argomento riguardo il processo al Morosini. Prima di entrare in dettaglio, però, credo sia necessario effettuare una piccola ricerca di background che servirà sicuramente a contestualizzare in primo luogo i fatti e in secondo luogo a dare una sorta di spiegazione precoce che dopo andremo a riprendere al termine dello stesso lavoro. Inizio innanzitutto parlando un po' di quella che era la peculiarità dell'Istituto Politico Veneziano. Essenzialmente, cito in modo testuale, la realtà istituzionale veneziana, pur così contraria per sua stessa natura alla missione dell'individualismo privato, era tuttavia nettamente in contrasto con la dimensione effettiva dei massimi esponenti politici, militari e sociali del proprio ambiente, che finiscono, volenti o nolenti,
per risaltare maggiormente in un tale contesto che tenta, senza riuscirvi, di applicare quello che ho definito il criterio della spersonalizzazione a favore dell'entità superiore della patria. Cosa si intende per criterio della spersonalizzazione? Allora, innanzitutto, come ben sapete, l'istituto politico veneziano si architettava su base essenzialmente piramidale e su più livelli. Pur mantenendo una forma comunque oligarchica nel seguito dopo la serata del Maggior Consiglio a fine del 200, in ogni caso l'istituzione collegiale dei vari organi veneziani viene comunque mantenuta. Cosa significa? Significa che per esempio vi erano degli organi con diversi membri, quindi difficilmente si ritrovano degli istituti politici composti da una sola persona, che avevano il compito ovviamente di gestire in parte i poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo a seconda dei casi, ma avevano anche l'importante compito di gestire i rapporti con gli altri organi. In un certo senso dovevano controllarsi gli uni con gli altri affinché un organo non diventasse effettivamente più preponderante rispetto a un altro. Diciamo che ho azzardato il termine gioco di specchi. Gioco di specchi essenzialmente dove organi diversi, pensiamo per esempio all'avogadore di comune, serviva oltre che a effettuare utilizzare diciamo, i propri poteri anche a controllare appunto altri organi affinché questi non diventassero troppo potenti, troppo preponderanti. Si può essenzialmente parlare, oltre che il concetto di spersonalizzazione di gioco di specchi, anche di una sorta di polverizzazione dei poteri dello Stato, perché appunto i vari aspetti giudiziari, esecutivi e legislativi erano affidati essenzialmente di volta in volta a personaggi che effettivamente tendevano a porre, almeno sulla carta, il proprio interesse personale in secondo piano rispetto all'interesse superiore della patria. Questo ovviamente sulla carta. A livello pratico ciò non era assolutamente possibile perché il problema di fondo consisteva nel considerare avvocati di Stato, senatori, giuristi, diciamo personaggi pubblici come una sorta di mattoni da costruzione che erano appunto liberi da interessi di tipo personale, da sentimenti di invidia, di arricchimento e tutta una serie appunto di, tra virgolette, debolezze umane che purtroppo non era possibile estirpare ovviamente per stessa natura dell'uomo. Ecco che quindi essenzialmente se il sistema sulla carta prevedeva come il bene superiore della patria dovesse essere messo sempre in primo piano, a livello teorico sappiamo bene come purtroppo questo non fosse effettivamente possibile. Un esempio del come i poteri fossero distribuiti in modo eterogeneo anche all'interno dei vari organi della Repubblica lo possiamo avere, per citarne solo uno, a fine 500, con il famoso contrasto durato diversi anni tra la componente dei cosiddetti vetti all'interno del Patria del Stato veneziano e la componente dei cosiddetti giovani, dove i primi cercavano comunque di arrogare a se stessi un potere sempre maggiore, mentre i secondi ovviamente cercavano di affermarsi e cercavano di limitare al tempo stesso il potere sempre crescente dei cosiddetti vetti. Ottenendo per esempio la famosa eliminazione della zonta in seno al Consiglio dei 10 a fine 500. Diciamo che appunto come primo elemento di premessa c'è da considerare questa collettività del sistema politico veneziano, ma ovviamente non è sufficiente. Un secondo elemento che poi sarà utile alla nostra analisi è la cosiddetta paura del complotto interno, una paura che a mio avviso in molti casi era addirittura spropositata rispetto al reale pericolo. Che cosa si intende per paura del complotto interno? Allora, diciamo che essenzialmente nel XVII secolo questa paura raggiunge il suo culmine. Era la paura fondata e infondata dell'azione di singoli scontenti o addirittura di gruppi di riottosi che avrebbero cospirato alle spalle della potenza della Repubblica per instaurare un regime di tipo diverso o addirittura instaurare sul soglio dogale un regime di tipo straniero essenzialmente. Utile alla nostra analisi, per esempio, può essere la cosiddetta congiura di Bedmar del 1617-1618 e la conseguente grande paura tra il 1620 e il 1622. Nel primo caso, la congiura di Bedmar prende il nome dal marchese di Bedmar, l'ambasciatore spagnolo a Venezia.
Era una congiura che rivelò come vi fossero sia a livello un po' più basilare, sia a livello comunque più elevato, tutta una serie di cospiratori, informatori, spie, essenzialmente tutta una rete di congiurati, possiamo anche definirli, che tendevano appunto a cospirare contro l'organo stesso della Repubblica Veneziana. Il Congiuro di Batman prende il proprio nome dall'ambasciatore, il quale, lavorando di nascosto con il viceré spagnolo, aveva fatto sì che venisse creata una sorta di rete molto, molto fitta di informatori e cospiratori. Il piano prevedeva come il viceré spagnolo avesse dovuto fare infiltrare degli elementi, degli elementi diciamo rivoltosi all'interno della marina veneziana tra le truppe arruolate sotto la Serenissima, truppe mercenarie francesi, mentre al tempo stesso il Batman doveva intrattenere dei rapporti diciamo ambigui con esponenti di alto livello pronti a rovesciare il regime repubblicano. La congiura fallì perché appunto poco prima della sua attuazione arrivò una cosiddetta denuncia segreta agli inquisitori di Stato. Se a livello teorico la congiura fallì, dall'altra parte ovviamente scatenò un'ondata feroce di arresti e persecuzioni che rivelò tutta la fragilità del sistema in essere. Il picco della Grande Paura si ottenne però comunque qualche anno dopo, quindi tra il 1620 e il 1622. Proviamo a pensare al caso per esempio di Antonio Foscarini, oppure ancora peggio di Giovanni Minotto. Giovanni Minotto fu condannato all'ergastolo in questi anni per aver rivelato segreti di Stato. Diciamo che l'emblema comunque della cosiddetta Grande Paura fu la condanna e l'uccisione di Alvise Querini nel 1622. Questo Querini era un patrizio che è stato, a mio avviso, abbastanza sfortunato, in quanto venne implicato ovviamente inconsapevolmente all'interno di questa congiura, colpevole di essersi trovato in casa dell'ambasciatore spagnolo con alcune donne in maschera. Accusato di complotto ai danni del governo della Repubblica, venne effettivamente, qualche tempo dopo, venne comunque giustiziato. Solo un anno dopo si scoprirono i veri colpevoli e il Querini venne riabilitato seppur tardivamente. Diciamo che in ogni caso la Grande Paura fu la base che gettò le conseguenze di tutta una serie di arresti, denunce o comunque paura della cospirazione interna che si può ritrovare in tutto il secolo in questione. Basti pensare al numero enorme di denunce segrete che arrivavano sia in forma comunque anonima, sia a volte addirittura anche firmate con nome e cognome agli inquisitori di Stato. Questo concetto della Grande Paura ci servirà in un secondo luogo per questo secolo, proprio perché sia a livello comunque politico, ma anche a livello popolare, quindi anche a livello dei veneziani più semplici, c'era questa inveterata paura che non ci si potesse in alcuni casi fidare nemmeno delle figure politiche più illustri e più in luce del periodo, dove da un giorno all'altro essenzialmente la stessa figura di fiducia si poteva trasformare addirittura in un cospiratore. Il terzo e ultimo elemento che dovremo tenere a mente a fine della nostra analisi è la cooptazione all'interno del patriziato veneziano di tutta una serie di famiglie durante le guerre di Candia e di Morea. Ovviamente dopo la serata del Maggior Consiglio del 1297 la forma oligarchica veneziana si cristallizza essenzialmente, dove la gestione del potere politico e delle cariche più elevate era essenzialmente in mano a una classe elitaria di famiglie nobili, che appunto dopo la serrata rimanevano sempre tali. Se anche nel XV secolo abbiamo avuto la cooptazione di singole famiglie, come per esempio quelle dei Savorgnan e dei Cicogna, nel corso comunque dei secoli non si optò mai per una cooptazione in massa di nuovi patrizi, cosa che purtroppo avvenne durante gli anni della guerra di Candia. Questo perché purtroppo il governo veneziano era privo di soldi, essenzialmente le casse erano completamente vuote. Ecco che quindi a partire dal 1646 fino essenzialmente per un primo step fino al 1669, poi in un successivo step durante la guerra di Morea, tutta una serie di famiglie più o meno nobili, conclamate, di antica data o di più recente affermazione, vennero cooptate all'interno del Maggior Consiglio.
Diciamo che ovviamente questo procedimento da una parte riuscì a rimpinguare le casse statali, ma dall'altro provocò una veemente scia di polemiche, come è noto credere. Quindi se questi nuovi nobili entravano a far parte dei grandi patrizi, da una parte le famiglie di più antica data si chiudevano in un certo senso a riccio, essenzialmente. Si chiudevano a riccio quasi a difesa delle proprie prerogative, essenzialmente. Date queste tre premesse, quindi la forma peculiare del governo veneziano, la cooptazione delle famiglie patrizie e il cosiddetto sentimento abbastanza diffuso del complotto interno, andiamo poi a vedere di cosa stiamo parlando effettivamente, ossia gli avvenimenti riguardanti il processo Francesco Morosini. Tralasciando ovviamente l'aspetto della guerra di Candia più militare che sarà trattato in altra sede, essenzialmente il Morosini, conclusa la guerra di Candia, come ben sapete, aveva dovuto cedere l'isola al turco, salvo alcune piccole ma fondamentali roccaforti mantenute sull'isola dai veneziani. Il tutto avvenne praticamente senza l'avallo ufficiale e preventivo del Senato, la qual cosa ovviamente scatenerà polemiche veementi. È importante ricordare e sottolineare comunque che pur raggiungendo un trattato di pace con il turco senza l'approvazione appunto del Senato, il Senato stesso, appena ricevuta notizia, appena ricevuta informazione dei termini della resa e dei termini della pace, aveva quasi immediatamente avvallato e applaudito il comandante generale Damar sulla sua decisione di ottenere appunto una pace duratura con il turco, che duratura, come vedremo, non sarà. Altro elemento che provocò polemiche veementi, che sarà comunque al centro di quello che sarà il processo Francesco Morosini, è la sua elezione a procuratore di San Marco sopranumerario. Poco dopo la conclusione della guerra e poco prima del ritorno del Morosini in città, infatti, era stato nominato procuratore di San Marco, ma bensì non ordinario, bensì sopranumerario. Questo in quanto i 9 posti disponibili erano già completamente occupati. Ovviamente era un procedimento che tendeva a esimere dalla pratica comune, dalla prassi comune, e ci ricollega essenzialmente a quello che dicevamo in prima battuta, dove appunto la realtà veneziana, sulla carta almeno, era ampiamente contraria e ostile alla glorificazione di carattere personale, anche se ovviamente a livello pratico non era così. Cosa avvenne essenzialmente? Allora, il 19 settembre del 1670, quindi ben 14 mesi dopo la resa della città, in Maggior Consiglio si teneva la conferenza per l'elezione di un nuovo avogatore di comune. A livello teorico almeno, ogni patrizio durante questi dibattimenti aveva la possibilità e il diritto di prendere parola. Così fece effettivamente il poco noto patrizio Antonio Correr. Antonio Correr, che appunto era un patrizio relativamente attivo sulla scena politica veneziana, dal momento che era più conosciuto per la sua passione privata, cioè la letteratura. Tutti gli astanti credevano che ovviamente il Correr si esprimesse sulla sua futura candidatura per l'elezione ad avogatore di comune, carica per la quale appunto concorreva. Ciò però non fu così, perché in modo sorprendente cominciò ad attaccare in modo anche non molto velato, in modo molto diretto, il procuratore di San Marco sopranumerario Francesco Morosini e nonché il capitano generale Damar, accusandolo in modo molto pesante e molto diretto non solo di aver ottenuto la carica in modo legittimo, questo era un aspetto comunque secondario, ma in secondo luogo di aver intascato e maneggiato il denaro pubblico con troppa leggerezza e di essersi appropriato di ingenti quantità di denaro a scopi personali. Il Correr stesso giungeva alla conclusione eclatante per il momento di chiedere l'incarcerazione e ovviamente l'avvio di un processo a carico dei Morosini e, se in caso questo fosse stato trovato colpevole, alla sua incarcerazione secondo le leggi della Serenissima Repubblica. Il discorso durò la bellezza di un'ora e mezza, quindi non fu un discorso molto, molto conciso. Tuttavia, nonostante la lunghezza, questo tenne col fiato sospeso tutti gli astanti, che da una parte erano sorpresi dal fatto che il Correr, che negli anni precedenti era quasi completamente sparito dalla scena politica lagunaria, prendesse la parola in una giornata poi come quella dell'elezione di un nuovo avogatore di comune. Ma in un secondo modo anche i termini usati dal Correr stesso fecero sì che l'attenzione rimanesse alta. Lui era essenzialmente come uomo di lettere, si rifaceva alle orazioni greche e romane. Infatti se uno approccia proprio il suo discorso, lo va a leggere in forma completa, si può riconoscere come molti punti siano in comuni, per esempio, alle orazioni di tipo romano essenzialmente. Il Correr stesso riuscì a ottenere
l'istituzione di un processo a carico del Morosini, coadiuvato per esempio da Francesco Erizzo, l'inquisitore Francesco Erizzo e altri 2 inquirenti. Il Morosini stesso venne comunque scagionato da ogni accusa, riuscì essenzialmente a uscire indenne da questo dibattimento. Quello che interessa a noi è il perché un patrizio semisconosciuto come Antonio Correra attaccasse così veementemente il procuratore di San Marco in una giornata che non aveva nulla a che fare con questa accusa. Allora, la spiegazione è un po' particolare. Essenzialmente, riconoscersi ai primi 3 punti sopra elencati, bisogna ricordare che durante la guerra ricandida di Morea, appunto, i nuovi patrizi cooptati non erano sicuramente soddisfatti, si sentivano sicuramente osteggiati, sono addirittura contrastati dalle famiglie di più antica data. Questo tipo di contrasti, come abbiamo visto, erano tipici dell'età lagunare dell'età veneziana. I contrasti all'interno del Maggior Consiglio molto spesso venivano semplicemente liquidati, per esempio, dal Consiglio dei 10 come semplici tumulti. Ecco che quindi il Senato e il Consiglio del 10, che erano un po' le enclavi dei poteri conservatori, riuscivano a far prevalere questa linea rispetto, per esempio, anche agli avvocatori di comune o ai patrizi, tra virgolette, più riottosi all'interno del Maggior Consiglio. Diciamo che il Correr, almeno dal suo punto di vista, tenta comunque di riallacciarsi alla cosiddetta originaria prospettiva repubblicana per riabilitare, in un certo senso, queste prerogative che continuavano nel corso degli anni del Seicento a essere sempre meno sottolineate a favore dei poteri forti, pur attaccando una figura importante come quella del Morosini. Questo però non è l'unico elemento. Il secondo elemento più importante è la ricostituzione di una corrente dell'antimito. Come ben sapete, c'è la cosiddetta concezione del mito di Venezia come repubblica nata e mantenuta perfetta. Ovviamente questo non era così a livello pratico, ma solo sulla carta. A livello reale, effettivamente, nel Seicento possiamo osservare alla nascita di una forte corrente di antimito tesa a screditare tutta quella che era l'impalcatura concettuale attorno al mito della Venezia perfetta, del governo perfetto. Questo avvenne inizialmente sotto forma anonima, in secondo luogo sotto forma graduale, ma comunque sempre più importante, di scritti non più anonimi, ma addirittura firmati. Effettivamente il Correr si può in un certo senso inserire, almeno a livello concettuale, in questa corrente dell'antimito che proprio in questi anni vede essenzialmente il suo massimo punto. Tuttavia, se noi pensiamo che il Correr abbia agito, e qua concludo, solo ed esclusivamente sulla base concettuale della corrente dell'antimito, si farebbe un errore di giudizio. Il vero protagonista dietro le quinte che tirava un po' il filo del Correr, rintronandogli un po' le orecchie, fu sicuramente Antonio Barbaro. Antonio Barbaro servì sotto il Morosini durante la guerra di Candia e ebbe dei forti, anzi direi fortissimi contrasti con il capitano generale Damar, prima di carattere militare e poi di carattere politico. Il Barbaro, a differenza del Morosini, era una figura della figura del patriziato essenzialmente nuovo, del patriziato che purtroppo per lui non aveva una rete clientelare tale da poter aspirare alle cariche più importanti. Però al tempo stesso il Barbaro aveva un carattere tale che generalmente non riusciva a sottostare agli ordini superiori. Ecco che quindi si creano degli forti contrasti, degli aspri contrasti tra il Barbaro e il Morosini, al punto che il Barbaro stesso, una volta rientrato a Venezia e in un secondo luogo diventato provveditore d'armata in Dalmazia, cercò essenzialmente di ottenere una vendetta politica, eliminando il Morosini e screditandolo agli occhi del pubblico. Il collegamento tra la famiglia dei Barbaro e la famiglia dei Correr ci viene data per esempio dai 2 fratelli di entrambi i protagonisti, da una parte Marcantonio Correr, dall'altra parte Marino Barbaro. Marino Barbaro era ovviamente il fratello più in luce dal punto di vista politico di Antonio, il quale gli suggerisce di non esporsi pubblicamente, ma bensì essenzialmente di trovare una figura molto facilmente manovrabile che si esponga al posto della famiglia dei Barbaro. Il collegamento viene dato appunto da Marcantonio Correr, il fratello di Antonio, il quale sembra che avesse dei rapporti intimi con la casata dei Barbaro. Tuttavia, considerare l'Antonio Correr come un semplice burattino ovviamente non è corretto. Diciamo che tra il fratello di Barbaro Marino e il fratello di Antonio Marcantonio
essenzialmente gli si rintronarono le orecchie, nel senso che spingendolo sulla linea del cosiddetto rivincita del repubblicanesimo, al contrario della figura del Morosini, che era per esempio un simbolo di quella che era il potere accentrato a livello conservatore nel Consiglio dei Dieci e nella parte più d'antica data del Maggior Consiglio, si cercava effettivamente di riabilitare quello che era il sogno della Venezia nata perfetta, appunto. Quindi instaurandosi la corrente del mito classico. Quindi da una parte il Correr agì motivato da questi motivi appunto concettuali, dall'altra parte però dietro le quinte bisogna sempre ricordare che vi fu Antonio Barbaro, il quale essenzialmente non voleva fare altro che eliminare il proprio avversario politico, infliggendogli una cocente sconfitta, essenzialmente girando completamente la figura che era fino a quel momento acclamata e sottolineata del Morosini. La vicenda scoppiò come una bolla di sapone, nel senso che la vicenda scoppiò come una bolla di sapone, il Morosini venne ovviamente prosciolto con tutti gli onori, quindi il Correr e il Barbaro in seconda battuta ritornarono un po' a fare quello che erano le ombre nella storia, mentre come sappiamo tutti il Morosini partì poi per la guerra di Morella e diventò il futuro Doge, essenzialmente. A me dispiace essere un guardiano del tempo così severo, però purtroppo la giornata è densa e quindi bisogna anche lasciare lo spazio anche a quelli che verranno dopo di noi. Il Barbaro, il quale, come sappiamo, gareggiò col Morosini sul punto della valorizzazione di se stesso. Se voi avete presente la chiesa di Santa Maria del Giglio, che è qui vicino, e molti di voi avranno fatto venendo da San Marco, la facciata è stata voluta dal Barbaro, che si rappresenta lui e tutta la dove c'è lui e tutta la famiglia, e in basso ci sono le fortezze veneziane del marmo, nella pietra, nelle quali operò appunto il Barbaro. Scusate questa puntualizzazione non voluta. Adesso abbiamo Gilberto Pizzamiglio, il quale parlerà di... io avevo scritto manifestini e satire anonime, mi sta dicendo che vuol parlare di un testamento... e allora basta, parla tu che sei meglio. Benissimo, sotto questo titolo in effetti, come vedremo fra un po', corre anche un testamento che però ha delle caratteristiche molto particolari, non è propriamente uno strumento giuridico. Bene. Francesco Moresin, traditore della patria, se noi castigherei, tutto il resto perderei. Ja venduo Candia e per tanti cecchini, e il nafato meschini, no portè rispetto al traditor. Esaminè pur chi vien da mar, che trovarei cose da far tremar. Direi che è un veneziano molto chiaro e trasparente. Dio ne mandi flagelli, perché no castighei rebei, e il va inganà dalla procuratia, Candia la dà via, la robai cecchini, grida tanti meschini, e il minio Tossegà trové la verità. Par la patria n'ave zelo, se non volè che ve castiga il cielo. Terzo pezzo, e poi vi dirò. Signori, esaminè quel che vien d'armada, che trovarei che Candia al visir ia venduo, e i farà la consulta. Poi c'è un verso illeggibile. Il traditor del Morosini l'avuo più denari quanti promise fra tanti sultanini. Cosa sono questi tre testi? Altro non sono che libelli, come vedete, polemici e satirici, cioè delle pasquinate che, riprendendo la tradizione romana della statua di Pasquino, che poi c'entra cosiddetta da un sarto cinquecentesco che chiama statua di Pasquino, una statua in realtà di Menelao che regge il corpo di Patroclo a Roma,
Ecco, e alla quale si appendevano appunto queste, da lui presero il nome di questo personaggio strano, forse era un sarto, forse un maestro di scuola, Pasquino, Pasquinate, ecco, questi libelli anonimi che di volta in volta venivano a punteggiare o avvenimenti politici o anche avvenimenti primati di singole famiglie, di singoli personaggi che si venissero a trovare, ecco, in qualche misura in mezzo a delle questioni o delle cose di cui si parlava in termini un po' scandalistici nella città di riferimento, che nel caso di Venezia diventa, questa stessa usanza e con questo stesso nome viene attivata, e viene attivata in coincidenza anche qui con una statua ben precisa, che è la famosissima statua del Gobbo di Rialto in campo San Giacometto. Statua che rappresenta un uomo inginocchiato, eccola qua, ecco, a Rialto, un uomo inginocchiato sotto il peso della scala, che serve a reggere poi nel resto della scultura il tronco di colonna che sostiene il balcone dal quale venivano bandite le leggi della Serenissima. Quindi un posto significativo, e significativo anche per un altro motivo. Questa statua, scolpita nel 1541 da Pietro da Salò, quindi collocata sotto il balcone nel cuore economico della Repubblica, e proprio per il fatto che sopra c'era il balcone in cui venivano bandite i proclami, ecco, prende il nome di Piera del Bando. Piera del Bando, Gobbo del Rialto, un messo leggeva sul balcone i documenti con cui si aggiunciavano le decisioni più importanti dello Stato, ma anche leggeva le sentenze capitali. Allora, come Pasquino a Roma, anche questa diviene presto una statua parlante su cui venivano affissi bigliettini con frasi scherzose o ingiuriose contro il potente di turno. I condannati a pena della fustigazione cominciavano il loro supplizio a San Marco, in mezzo alle colonne di Marco e di Todaro, e arrivavano a Rialto con la folla che naturalmente li beffeggiava, infieriva su di loro, e il supplizio della flagellazione finiva proprio in campo San Giacometto a Rialto, dove la pena terminava con il bacio alla statua del Gobbo. Sì. Non vi ho portato una diapositiva. Questa è la statua che è a Rialto. Ecco. Si vede? Sì, se la abbassi si vede. Come se la Eccola qua. Ecco. È una figura di Gobbo inginocchiato che sostiene la colonna scolpita, semiscolpita, su cui si appoggia poi il balcone. Bene, allora diventa un passaggio obbligatorio, insomma, nel caso di queste pene. Si concludeva la fustigazione col bacio al gobbo, che poi fu sostituito dal bacio alla croce dei frustai, appunto, di quelli frustati, una croce di metallo che adesso non si vede più, ma che era lì vicino in un portico, probabilmente per caricare questo bacio di una valenza religiosa, quando invece il bacio al Gobbo di Rialto era scaramantico e così via. Allora, questo per dire che siamo in presenza appunto di libelli che evidentemente erano stati appesi. Come li abbiamo avuti? Sono in una busta dell'Archivio di Stato, dove peraltro sono, direi, non proprio nella forma originale probabilmente, ma sono trascritti da mano antica in lettere maiuscole. Bene, di questi ce ne sono vari, ho scelto naturalmente questi che sono connessi al nostro Morosini. Di questi libelli e di un altro documento più importante su cui mi soffermo oggi all'interno della stessa busta degli Inquisitori di Stato,
si soffermava anche Claudio Rendina nel suo libro sui dogi, quando appunto arriva all'altezza del doge Morosini. E all'altezza del doge Morosini parla, oltre che di questi livelli, fa cenno anche al testamento della città di Candia. Un testamento, anche questo da scrivere alla all'area delle Pasquinate, ne parleremo appunto fra un attimo, e che riportando dal nostro Rendina fa appunto riferimento alla città di Candia, che satiricamente rilascia i suoi beni ai possessori, ai nuovi possessori subentrati ai veneziani. Bene, ora questo, a dire con esattezza, non corrisponde esattamente al testamento della città di Candia che troviamo appunto nella busta dell'Archivio di Stato. Soprattutto non corrisponde, nel senso che non c'entra Morosini in quel testamento. Lo vediamo subito il perché. Può essere però con Matteo stiamo appunto vedendo di collimare con altri documenti che sono al Correr, perché può essere benissimo che invece in quello del Correr ci siano, con Matteo Casini, ci siano invece riferimenti espliciti in altri di questi testamenti al Morosini stesso. Sicuramente in quello che ho visto io all'Archivio di Stato Morosini non c'è, e del resto non ne parla nella sua dettagliatissima monografia del 1929 dedicata appunto a Morosini, non ne parla Gino Damerini. È una monografia che Damerini compila dopo aver esaminato tantissimi documenti. Naturalmente non, secondo l'abitudine storico-bibliografica del tempo, non dà l'esatta segnatura di tutti i documenti che ha esaminato. Segnala però dove ci sono stati, quindi ha spazzolato, insomma, l'Archivio di Stato, ha spazzolato il Correr. Non da solo. Dirà nella nota bibliografica un egregio ufficiale di Marina, il colonnello Federico Oriundi Paleologo, aveva intrapreso e condotta bene innanzi la ricerca paziente e la trascrizione diligente del materiale d'archivio riguardante Francesco Morosini. La morte ne ha interrotto la nobile fatica. Esprimo la più viva riconoscenza al figlio di lui, avvocato Arnaldo Oriundi Paleologo di Venezia, che ha voluto gentilmente e generosamente cedermi il materiale documentario già raccolto dal suo compianto genitore. Ecco, quindi risale agli anni 20 in termini propriamente scientifici, ecco, la ricerca intorno a Morosini condotta da un colonnello della Marina, lo chiama, ecco. Benissimo, allora se andiamo a scorrere appunto questa monografia su Morosini e ci rifacciamo agli anni della guerra di Candia, non troviamo propriamente questi notizie di questo testamento satirico. E lo vediamo subito fra un attimo, perché effettivamente il documento riporta una data che si riferisce al 1648. Allora, scorrendo da Merini, al 1648 avevamo un Morosini che si era già distinto fin dal 10 anni prima per valore sulle navi. Si parla tra il 41 e il 44 del Morosini che va a cannoneggiare Cesenatico. Si parla naturalmente si arriva dunque alle vicende della
guerra di Candia, dall'innesco della guerra stessa causato dall'assalto della galera dell'Ordine di Malta ad una nave ottomana, e via via di tutte le successive connessioni, passaggi, e anche in riferimento ai due interventi che mi hanno preceduto, e anche via via documentazione delle spoliazioni, di chi si prende una cosa, di chi si prende un'altra e così via. Dell'assedio appunto del 1645 alla Canea, della Canea che si arrende dopo 57 giorni di assedio, e delle presenze di vari morosini in quella circostanza e subito dopo, immediatamente dopo. Il patriarca Gianfrancesco Morosini, che sottoscrive un'offerta di 5.000 ducati annui purché la guerra continuasse. Girolamo Morosini, provveditore generale da Mar, che all'inizio delle operazioni aveva conquistato i turchi e distrutto Patrasso, che moriva nel Golfo di Candia, mentre suo nipote Tommaso, con poche navi, arditamente minacciava i Dardanelli. Gli altri due Morosini, Giorgio, provveditore d'armada, e Bernardo, capitano de galera, si coprivano di gloria in azioni isolate attraverso l'arcipelago. Bene, tutto questo allora in questi anni, e senza citare il nostro Francesco Morosini. Aveva ragione Beppe Gullino a dire che i Morosini talvolta sono confusi in questi documenti, talvolta sono anche un po' confusi dalla stessa storiografia, ecco. E comunque, venendo proprio vicinissimi alla data che poi vi propongo, abbiamo Morosini che nel 1640, il nostro Morosini, è sopracomito di galera. 1645 questo sbarco dei turchi a Creta, e Francesco Morosini nominato sopracomito nel primo combattimento. Ieri proprio Gullino ha fatto vedere quel disegno della battaglia navale di Milo, ecco, e questa battaglia navale di Milo comporta, sotto la scrittura, era nominata Francesco Morosini, e siamo nel 1645. Così come nel 1651, nella zona di combattimento a Triò, c'è registrato il primo combattimento vero e proprio in cui è impegnato Morosini. Bene, nel 1646, in mezzo a queste date, mentre Morosini è capitano di Galeazze, ma non viene propriamente citato, c'è l'assedio e la caduta di Retimo nell'isola di Creta. Vi muore Andrea Corner, cioè Andrea Cornaro. E giusto allora a questa fase, diciamo, si riferisce quest'altro documento dentro nella busta dell'Archivio di Stato, cioè il testamento che Pasquin fa far al regno di Candia. Due copie, una intitolata appunto in veneziano il testamento che Pasquin fa far, quell'altra più in italiano, testamento della città di Candia, copia tratta da Messer Pasquino, notaro pubblico. In realtà i testi delle due copie, copie forse di altri documenti consimili, le due copie sono nel contenuto praticamente uguali, cambiano solo alcune minime varianti appunto di ordine linguistico, un po' più verso il veneziano, un po' più nell'altra verso l'italiano. Ecco, in ogni caso sembrano redatte da mani di persona che sia persona che ha dimestichezza con la scrittura, che sia un funzionario della Repubblica, perché ovviamente sono anonimi, che sia un qualche membro di una qualche casa nobiliare nominata qui, o il segretario di qualcuno di questi, non lo sappiamo. Vediamo poi alla fine un unico indizio. Quello che è certo è che nel testamento della città di Candia non viene nominato il nostro Francesco Morosini. Chi viene nominato? Allora si figura appunto che la città di Candia dà questo testamento.
Ritrovandomi io la città di Candia, grandemente inferma di corpo, ma sana per la Dio grazia di mente, e conoscendo di dover in breve rendere lo spirito alla forza ottomana, per non lasciare le cose mie senza la diretta ordinazione, istituisco ed ordino il presente testamento ed ultima mia volontà. Voglio che nella città di Venezia, dove si troverà buona parte delle mie ceneri, sebbene in casa particolare, sia non di meno eretta la mia arca nel cimitero delle pubbliche memorie, appresso quelle degli miei defunti fratelli, Negroponte e Regno di Cipro. Lascio per legato. Dunque, questa è la coppia che porta in testa la data 1648. Ecco. Lascio per legato alle mie dilettissime sorelle, isole del Zante, Zefalonia, Zerigo e Tine, e dal Golfo di Venezia, mio proprio germano, e dagli reni di Napoli e di Sicilia, miei amorevoli parenti, che avevano sostenuto, tutti gli abitanti e le famiglie delle mie terre, che non vorranno dopo di me vivere sotto il dominio turchesco, tutti quelli che se ne andranno. Con obbligo agli soddetti miei legatari di vestirsi di lutto alla mia morte e di far mio anniversario ogni anno, principando alla celebrazione lugubre della mia annual messa dal giorno che escono le fuste barbaresche dagli porti di Africa e l'armata ottomana dai castelli di Costantinopoli sino al tempo preciso del loro ritorno. Voglio che mi sia cantato un vespro dei morti tra gli orbi della Chiesa, cioè dai principi della cristianità, e loro lascino in elemosina per una volta tanto tutti i vantaggi che ricevono nei loro interessi dalla mia morte. Medesimamente alle armate cristiane per essere state lente a soccorrermi nella presente mia indisposizione, intendo che restino escluse dalla eredità del mio porto e dall'usufrutto di rinforzo delle genti come godevano per il passato. Ma loro lascio per le semplice legato talvolta alla sfuggita far acqua e legna nelle mie acque, nelle mie spiagge. Alla Repubblica di Venezia, mia principessa e signora, alla quale ho anche servito lungamente per bailo, avendo allattati e nutriti con le mie viscere molti suoi figliuoli, raccomando ora la cura e il governo dei miei figliuoli, istituendo la mia commissaria, e lascio per legato perpetuo il mio titolo regio, sopra il possesso del quale non credo avrà mai alcun litigio, e ciò per avermi sostentata con grandissimo dispendio fino all'ultimo spirito della mia vita. E qui, ancora una riga, lascio perdono a tutti i miei nemici, così rappresentanti, ministri pubblici, capi di mare, capi di guerra, governatori 4 galeoni, come altra persona che in qualunque modo offesa me avesse. E da qui comincia la seconda parte del documento che, dopo le istituzioni, diciamo così, e i governi, prende in esame singoli persone a cui vengono date in questo testamento ironico satirico, vengono lasciati dei beni da parte di Candia. Abbraccio in parlare con animo interamente riconciliato le persone di Zuanne Capello, fu capitano generale di mare, ed Antonio Nawagerio, fu provveditore alla Canea, quali bene che m'abbiano offeso, me conosco non di meno teduta a dire a questi: pater, ignosce illis, quia nesciunt, quid faciunt. Ecco. Ad Andrea Cornaro e ai suoi eredi lascio tutto quello che indebitamente ha usurpato del mio nel tempo dell'amministrazione della mia carica, non volendo che il nome di lui sia più tenuto a render conto né per mezzo di stampe né per altro qualsivoglia giustificazione, come si procurò sinora di fare, accenno appunto alle polemiche. Ecco, il residuo dei mobili che restano in mia disposizione non li posso regalare perché sono andati a finire per fideicommisso alla Casa Ottomana, portato via i beni. Sia il detto mio residuo, diviso in 24 caratti, la quarta parte dei quali, che sono caratte 6 di onore e di gloria, lascio a Leonardo Mocenigo, capitan generale da mare, e la sua causa in perpetuo. A Tommaso Moresini, fu capitan delle navi e molto mio benemerito, lascio caratti 4. A Nicolò Dolfin,
un mio generale, per avermi sommamente amato, quale esponendosi più volte con la propria vita contro le schiere ottomane, mi lasciò il proprio figliuolo, qual finora tra la barbara gente doloroso se ne vive, lascio 6 gradi di gloria, potendo meritatamente dimandare e ottenere dalla mia principessa veneziana qualsivoglia grado di dignità. Il paragrafetto su Dolfin è il più ampio, perché poi ne parla della costanza di Dolfin, delle perfide lingue degli inimici che l'hanno vanamente insultato, e va bene. Poi a Giovanni Alvisa Emmo, che dopo aver percorso i 3 anni continui sostenuto la cura e il travaglio della mia infermità, finalmente sacrificò anche la vita in mio servizio, lascio Caratti 3. E a Benedetto da Canal, che fu il primo che insegnasse ai nobili morire per me, Caratti 3. Poi lascia ai poveri della città di Candia e dell'Armata altri suoi beni con benefici e così via. Bene, l'ultimo che viene nominato, e con questo si conclude il testamento, almeno questa versione del testamento: la cura e assistenza particolare dei miei funerali raccomando ad Angelo Lippomano, mio generale, signore di molta pietà e per ufficio tanto religioso assai a proposito. La presente ordinatamente voglio che abbia vigore ed osservanza in cada una e in tutte le parti. Finis. Bene, lasciando stare che l'altra versione porta qualche altre 2 frasette, ma sostanzialmente i nomi riportati sono questi, lasciando stare che l'altra versione non porta datazione, siamo dunque di fronte a questo documento che viene attribuito a Pasquino, che è una pasquinata, ma che non è del tipo di quelle che abbiamo visto prima. Difficile che si appendesse direttamente un documento di questo tipo, sono 3 carte manoscritte, è in grafia abbastanza piccola, e viene allora piuttosto il sospetto che lo stesso documento fosse appunto una pasquinata che circolava tra famiglie nobiliari, popolo e così via, non propriamente attaccata alla cosa. Il sospetto è avvalorato, e qui rapidamente finisco, è avvalorato dal fatto che nella stessa busta, subito dopo le 2 copie del testamento della città di Candia, c'è un altro interessante documento che è una lettera, viceversa di grafia illeggibile, pian pianino per la pubblicazione degli atti, spero che ne veniamo a capo con l'aiuto di qualche amico che più decisamente si intenda di grafia seicentesca, e soprattutto delle continue abbreviazioni che corrono in questa lettera, abbreviazioni riferite sia a cariche di personale politico, sia relativamente invece proprio a passaggi di scrittura. Bene, questa lettera è però strettamente riferita al nostro testamento per il semplice motivo che parla per l'appunto del testamento della città di Candia e reca una data anteriore a quella che abbiamo appena detto. Porta la data del 16 dicembre 1646, il che permette di pensare che forse un testo di questo testamento o testi analoghi corressero già un po' prima del 1648, nel 47-48, riferiti per l'appunto ai primi avvenimenti della presa di Candia. I 2 processi Morosini e tutta la questione Morosini qui non sono nominati, anzi direi di più, e concludo, che questo testamento letto attraverso il filtro satirico della pasquinata sembra però più che altro un'attestazione di onore nei confronti di giustificazione nei confronti di questi personaggi
che indubbiamente avevano partecipato a quella fase delle operazioni, conclusasi negativamente, ma dei quali però si sottolinea il valore. Ancora una volta a confermare che, se è vero che la maggior parte dei libelli sono attaccati al Cobo di Rialto, erano vivacemente satirici, vivacemente polemici, senza mai toccare però termini del priapismo. La satira va bene, ma insulto sotto forma appunto di termini volgarissimi o con riferimenti sessuali, quelli che ho visto non ce ne sono. Ecco, riferito a questo, non è ancora in primo piano il nostro Francesco Morosini, ma certo la guerra di Candia aveva suscitato a Venezia tutta una serie di conseguenze e di preoccupazioni già da questo suo primo configurarsi, delle quali appunto rimando al nostro Damerini per avere elenco completo. Grazie. Bene, allora, prima di fare un po' di intervallo, direi che possiamo chiedo se ci sono domande. Farei adesso, siamo a metà mattina, a metà dei lavori. Allora, a voi la parola, signori. Avete domande, curiosità, invettive, libelli infamanti? Prego. Matteo Casini. Una breve considerazione, una domanda, uno spunto per un dibattito per David Villa. Anch'io a suo tempo mi ero occupato del dibattito fra Correre e Sagredo su Morosini, e sì, condivido con lei la sensazione che si tratti, ho perso la primissima parte del suo intervento, quindi non so se ne ha parlato, comunque di un dibattito che ha una lunga storia alle spalle. Insomma, io ho avuto la sensazione, appunto, non solo col dibattito sull'accesso di nuove famiglie per la guerra di Candia, ma addirittura quello dello Zeno nel 1628, il Maggior Consiglio, forse addirittura la correzione del Consiglio dei 10 del 1582-83, cioè un dibattito che mette in luce il ruolo critico o non critico che il Maggior Consiglio ha già, per quanto mi riguarda anche fin dall'epoca di Marin Sanudo, assunto all'interno degli equilibri costituzionali. A questo punto condivido naturalmente la presenza di Antonio Barbaro, che anch'io ed altri autori all'epoca segnalavamo come sorta di ombra di Correr, però volevo dire questo: più che all'antimito, io ho l'impressione che avevo avuto da questo dibattito fra Correr e Sagredo era invece lo scontro, appunto già centenario, secondo me si può risalire addirittura all'epoca di Marin Sanudo, fra due concezioni dello Stato veneziano e del ruolo del Maggior Consiglio. Angelo Correr riporta appunto, vuole ridare importanza, preeminenza al Maggior Consiglio e parla, no, qui c'è quel famoso passaggio sulla tela del ragno, le leggi sono come la tela del ragno, i piccoli rimangono impigliati, ma il gran moscone Morosini rimane, invece si può svincolare. Ecco. Invece il Maggior Consiglio deve essere depositario delle leggi della Repubblica, come è stato sempre nella tradizione, e quindi diciamo un'idea di Stato sovrano espresso dal Maggior Consiglio. Invece Sagredo, questa era stata la mia impressione, esprime di più un'altra opinione che quella invece della concezione oligarchica del potere, e cioè la possibilità di compenetrare interessi anche privati, basta che si siano in qualche modo in armonia con quelli dello Stato, e quindi prevalenza del Senato e soprattutto del Consiglio dei 10. Più che mito e antimito, io l'avevo letto questo dibattito come due concezioni diverse che serpeggiano all'interno della nobiltà, forse addirittura già dal 400. Ecco, l'antimito invece lo richiamerei forse per i testamenti di Candia, forse nobili patrizi poveri che attaccavano invece. Questo però è un altro discorso che faremo in un'altra sede. Grazie, scusi per... Bene, chi risponde? Villa? Effettivamente la parte del testamento di Candia l'avevo riportata nella prima parte del lavoro, che ovviamente non ho trattato oggi. Diciamo che la corrente dell'antimito non si collega concettualmente in modo pratico rispetto al processo Morosini,
Rimane il dubbio che si può porre sul fatto che il Correr, se e in quale misura si richiamasse anche alla corrente dell'antimito. Sicuramente il Correr non capì fino in fondo quanto il Barbaro volesse utilizzare la sua stessa figura come una sorta di rivalsa personale. Il dubbio resterà effettivamente per sempre. Io sono del parere che il Correr stesso venne così abilmente macchinato che anche al termine del procedimento, che comunque, ripeto, non portò a nulla, lui rimase comunque convinto fino alla sua morte di aver agito per una causa superiore rispetto a quella di una classica vendetta personale. Quindi appunto il corrente dell'antimito non serve a spiegare, ma serve a ipotizzare quanto e in quale misura il Correr eventualmente si richiamasse a questa componente, effettivamente. Altre domande? Ce ne sono parecchie. Cominciamo dal generale, poi c'è il signore dietro tra la Marina e la Finanza. Grazie. Generale Buratti. Ho trovato molto interessante la digressione del dottor Lobasso sulla differenza tra armata grossa e armata sottile determinata dallo scenario di riferimento più che da un problema di evoluzione tecnologica. Ora, si è anche detto che Lazzaro Mocenico prediligesse l'utilizzo dei vascelli. Io credo e chiedo se ci sono stati anche degli scenari in cui hanno operato assieme galee e vascelli, e poi soprattutto quel che volevo sapere è se nel tentativo di forzamento dei Dardanelli di Lazzaro Mocenico nella terza spedizione, che peraltro non so se effettivamente c'era l'intenzione di forzare i Dardanelli, ma se sia stato compiuto con i vascelli, con le galee, quale delle due componenti fosse rilevante nella circostanza. Grazie. Domanda da 30.000 punti, forza. Sì, è un po' complessa, ma comunque rapidamente. Nella guerra di Morea, dopo Morosini, c'è un tentativo, diciamo, andato a male di utilizzare congiuntamente armata grossa e armata sottile, e avevo detto all'inizio che all'inizio della guerra di Candia i vascelli avevano avuto necessità di avere le galee, e quindi sembrava l'esatto opposto. Nella guerra di Morea l'esatto appunto contrario, cioè le galee rallentano il movimento dei vascelli e in effetti si risolve il tutto con un insuccesso. Cioè le battaglie degli anni 90 sono molto difficili per Venezia. Su Lazzaro Mocenigo non so neanche se aprire un po' la questione, perché appunto da 30 milioni di euro, di dollari, come volete voi, perché la questione è abbastanza ampia. C'è un tentativo di utilizzare tutte e due, però ripeto, con grandi difficoltà. Ora non mi spiace, non posso dilungarmi più di tanto perché toglierei molto spazio. Le parole tue sì. Quindi forse mi fermo qui, però sì, c'è il tentativo di usarle entrambe. Sì, sempre per il dottor Lobasso. Lei ha menzionato la consistenza dell'armata sottile in circa una trentina di unità, però non ha dato il numero di quella da guerra e tantomeno dell'armata grossa. Si hanno delle indicazioni? Sì, allora il numero che ho dato sono i numeri relativi alle squadre permanenti in quel momento, agli ordini della massima carica militare e rassegnata dal commissario d'armata. Cioè, ora non voglio entrare troppo nei tecnicismi, non è facilissimo dare dei numeri per quanto riguarda la flotta veneziana, ma in realtà per tutte le flotte è un po' così. Per quella veneziana è problematico perché le squadre, come avevo un po' anticipato, agiscono anche separatamente e solo in alcuni momenti sono riunite tutte assieme, e sono ovviamente i casi della guerra, ma anche in quel caso non è detto che si trovino tutte assieme in quel momento. Le uniche fonti precise su questo sono quelle del commissario d'armata, perché questa è una carica un po' strana, è quello che va a verificare i conti. Scusate se sto brutalizzando, non è proprio così.
E allora ci dà delle indicazioni precise, ma sono numeri comunque che possono essere letti. L'altra cosa, sì, non ho dato numeri sull'Armata Grossa, ma anche in quel caso è abbastanza complicato perché dipende dal momento. Quindi comunque ci sono i numeri. Porti pazienza se non sono così preciso in questo momento. Le domande? Prego. Adesso Villa, e sempre nella monografia dedicata a Morosini di Damerini si ritrovano spesso e volentieri descrizioni delle singole componenti di una flotta e della stessa strategia di attacco alla flotta avversaria o alle fortificazioni. È chiaro che prima ci sono le galee pesanti che cannoneggiano e quando il cannoneggiamento funziona si spostano, partono i vascelli e i vascelli sbarcano. Che poi si muoiono in 1000 o 1500 al colpo, questo è un altro discorso. Ma c'è questo, tutto tratto naturalmente da cronache e così via. Mi scusi che l'ho interrotta. Sì, Andrea Grigoletto dell'Istituto Italiano dei Castelli. Stefano Massini, nell'ultimo libro Dizionario inesistente, fa legare all'episodio della fine della guerra di Candia la coniazione di un neologismo morosiniano, dove per morosiniano intende una cesura netta di fronte a una situazione irrisolvibile, complicatissima e che può essere risolta solo attraverso con una totale soluzione di continuità. Mi chiedo, questo neologismo, questa visione deonastica di Morosini, valorizza o deprime la memoria del capitano? Grazie. Tutto è pace e silenzio e quieto posa il mondo e più di loro non si ragiona. Difficilissimo dirlo, anche perché da inesperto naturalmente, leggendo un po' di questi, si viene a riconoscere a Morosini in certi momenti di grande abilità tattico-strategica e in altri momenti si viene viceversa a sottolineare degli errori proprio sul campo di battaglia derivati dagli ordini di Morosini negli anni appunto avanzati. E di tutto questo c'è argomento e documentazione nelle carte dei processi, tutta la requisitoria che va avanti per un sacco di tempo tra un processo e l'altra contro Morosini gioca appunto sul segnalare errori strategici, altrettanto vero che segnalano poi appropriazioni indebite o appropriazioni giustificate della stessa cosa nel momento stesso in cui, espugnando una certa fortezza, espugnando un certo porto o una cosa, si vengono a requisire tutto quello che trovano, ecco, con accuse poi di commercializzazione da parte del Morosini o di altri di questi stessi oggetti o dell'appropriazione in caso di oggetti artistici nelle loro stesse case. Ecco, quindi morosiniano ho proprio l'impressione che sia un termine ambivalente che a seconda di chi lo adopera può essere un positivo e negativo. Resta comunque che il personaggio è considerato, pur tra luci e ombre, un guerriero di grande valore. Non so se mi sbaglio, ecco. Allora, se permettete, ne avrei io una, che è una curiosità che mi porto avanti dal tempo in cui insegnavo all'Istituto Tecnico Statale Nautico, Sebastiano Venier si chiama qua a Venezia. Allora, è questa. Qual era la scuola? Ora, l'Istituto Nautico a Venezia fu fondato nel 1739. C'è la pergamena che ho visto in questa scuola. Ma prima di allora
Qual era la palestra di addestramento? Come imparavano a governare una nave i patrizi veneti? Sebastiano Venier, l'eroe di Lepanto, a cui è affidata la flotta veneziana, non aveva mai comandato prima di allora una nave. Diciamo che ci è andata bene. Allora, qualcuno sa che tipo di insegnamento avevano questi comandanti veneziani? Dunque, in generale servivano con la pratica in mare sostanzialmente, cominciavano a imbarcare come nobili in armata, come si diceva, e poi ogni percorso, come dire, è particolare e quindi ogni personaggio ha una sua storia in particolare, però con la pratica, che era un tratto comune anche con Genova per esempio, ma anche con altre realtà. Un po' di rudimenti diciamo nella preparazione teorica, che però come sapete era una preparazione teorica che passava ovviamente dagli studi classici eccetera eccetera, e poi la pratica in mare. La pratica. Sì, e tra l'altro che poi viene istituzionalizzata per esempio nel caso delle tradizionali flotte degli ordini cavallereschi, penso a Malta ma anche l'ordine di Santo Stefano in Toscana, con anche nel caso della Toscana, però un po' più avanti rispetto a Venier, cioè il secolo successivo, con anche una prima teorizzazione a scuola, cioè i cavalieri, che poi è la sede, oggi la sede della Scuola Normale Superiore di Pisa, nel senso che prima della campagna, cioè prima di imbarcarsi per fare pratica, studiavano un po' di rudimenti, però siamo già nel XVII secolo inoltrato. Grazie. Allora, Prego. se non ci sono più domande, facciamo un breve intervallo. Comunicazione d'ordine. Per i servizi a destra e a manca, al di là di queste porte ci sono i gabinetti. E questo per la gente che non è pratica del nostro coso. In fondo là, oltre a quella porta, c'è un caffè, qualcosetta da mangiare. Si riprende fra 10 minuti. Grazie a tutti.